Quanto vale la vita di Maria Archetta Mennella, per tutti Mariarca, morta a 38 anni a Musile di Piave nel 2017 per mano dell'ex marito Antonio Ascione, 47 anni, che l'ha pugnalata a morte con 5 fendenti brandendo un coltello da cucina. Per i giudici 20 anni di galera per il suo assassino. Confermati 20 anni e devo dire che siamo molto soddisfatti. Era quello che avevamo chiesto dall'inizio, cioè l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e della premeditazione. E quanto deciso in appello in aula Bunker a Mestre, confermando la sentenza di primo grado. I familiari non erano presenti in aula, ma speravano venisse almeno in parte riscattata la morte della povera Mariarca, che ha lasciato orfani i 2 figli ancora oggi minorenni. Tramite il legale di parte civile, l'avvocato Alberto Berardi, con Studio 3A, speravano nel riconoscimento dell'aggravante per futili motivi, con una maggiorazione cioè della pena a 30 anni di carcere, ma così non è stato. Perché effettivamente la situazione di fatto relativa alle modalità di esecuzione dell'omicidio depone per una fattispecie nella quale non era stata tanto la gelosia a muovere l'imputato al gesto, ma quanto una pretesa di continuare ad esercitare un diritto di dominio e di proprietà sulla sua ex moglie. Decisione questa pronunciata dalla Corte d'Assise di Venezia è arrivata dopo diverse ore di Camera di Consiglio. I giudici togati infatti non trovavano un accordo con quelli popolari. Questo è vero perché sono stati in Camera di Consiglio quasi 4 ore, quindi è stata una decisione direi sofferta tutto sommato e non poteva essere altrimenti in quanto in diritto l'aggravante dei futili motivi era un oggetto di discussione. Triplicati invece i risarcimenti per i familiari di Mariarca, 150.000 euro per i 2 figli, 100.000 euro per la madre, 60.000 euro per il fratello e le 5 sorelle, tra cui Assunta, che sta facendo crescere i 2 nipoti con la maggiore di 17 anni, il fratellino di 11. Riteniamo che il prezzo della sofferenza delle vittime deve essere valorizzato anche in termini monetari.